Seconda corsa dal Savio, un miglio per anziani che vede al via 9 concorrenti, 1 Sartiglia Griff, 2 Victor Leo, 3 Urania d'Asolo, 4 Very Good UR, 5 1 Calchera, 6 Vancouver Ongi, seconda linea 7 Vara, 8 Victory Route 3B, 9 Val Gardena Jet. Favori per Victor Leo in chiusura, numero 2 Marco Stefani, macchina che accelera, in partenza molto veloce Very Good UR che va a condurre, attaccato da Vancouver Ongi, Sartiglia Griff e Victor Leo seguono. Intanto al comando è andato Very Good UR, ma Vancouver Ongi insiste, attacca e passa all'esterno. È già Val Gardena Jet che dopo 200 metri ottiene il via libera da Vancouver Ongi, corsa che è quindi tatticamente è andata in maniera decisamente inaspettata, con il numero 9 Val Gardena Jet che sul finire della curva è passato in vantaggio sul numero 6 Vancouver Ongi dalla seconda fila. Ora all'esterno avanza Victor Leo, ma al comando c'è Val Gardena Jet, 29-2 i primi 4, ha sbagliato intanto uno Calchera. Numero 5, uno al comando Val Gardena squalificato. continua a guidare al passaggio davanti alle tribune, si impegna in oneroso percorso esterno Victor Leo, anche Sartiglia Griff è uscita all'esterno e segue direttamente le mosse di Victor Leo. Intanto 59-3 per i primi 800 metri di gara, con l'allievo di Karim Berry che continua a guidare a buona andatura. Victor Leo impegnato in percorso scoperto all'esterno, seguito da Sartiglia Griff. In corda c'è Vancouver Ongi, 1:14,6 il chilometro. Victor Leo insiste e tende ad avvantaggiarsi a 500 dalla conclusione, ma replica ancora Val Gardena Jet, poi c'è Sartiglia Griff, 400 alla conclusione con Victor che sta passando su Val Gardena, mentre allo scatto anche di Victory Route 3B. Victory Route 3B avanza in terza ruota, sopravanza Sartiglia Griff e arriva a ridosso di Victor Leo che entrando in retta d'arrivo accusa un po', e Victory Route 3B può passare nel finale per vincere agevolmente su Victor Leo, mentre per il terzo è Sartiglia Griff che riesce a contenere il finale di Very Good UR. Vittoria a sorpresa di Victory Route 3B, quota di 19 al totalizzatore, in sediolo Antonino Pecoraro per il training di Stefano Tranchina. Andiamo a rivedere l'arrivo. Gran corsa di Victor Leo che se la fa tutta scoperta all'esterno, ma Victory Route 3B non perdona, con spunto fresco arriva dalle retrovie e passa agevolmente nel finale per vincere molto molto bene, intorno ai 2 minuti, la prestazione di Victory Route 3B che ritorna così al successo. Il secondo posto per un ottimo Victor Leo, al terzo Sartiglia Griff.